Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del giovedì in onda sul canale 19 a partire dalle ore 22. Una puntata speciale perché oggi parleremo anche di Serie D, soprattutto nei primi 30 minuti, e poi nella seconda parte continueremo a parlare di calcio dilettantistico, ma parleremo del campionato di promozione e anche del campionato di prima categoria. Parliamo di Serie D perché ieri, mercoledì, si è disputato il turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale che si è giocato ieri mercoledì 23 ottobre, eccola qua la schermata dei risultati. Akragas Ragusa Calcio 2-2. FC Pompei, Locri 1909 0-0, Licata Calcio batte Città di Sant'Agata 2-0, Nisse FC San Cataldese 3-3, Paterno Calcio batte Nuova Gia Virtus 1-0, Sambiase Castrum Favara 1-1, Siracusa batte Città di Esciriale 2-0, Vibonese Calcio batte Scafatese 3-1 ed infine vittoria della Regina 1914 in casa dell'Enna Calcio. Cambia la classifica nel girone I del campionato di Serie D, adesso in vetta troviamo il Siracusa Calcio, al primo posto con 18 punti, 17 Scafatese FC e Vibonese Calcio, con 16 Regina 1914, 13 punti Locri 1909, con 12 Paterno Calcio, 11 punti Nuova Egea Virtus, con 10 punti FC Pompei, Città di Sant'Agata e Sambiase, 9 punti Castrum Favara ed Enna Calcio, 8 punti Nissa FC, Ragusa Calcio, San Cataldese e Licata Calcio. Chiudono la classifica con 5 punti Akragas e Città di Aciriale. Si ritorna in campo domenica 27 di ottobre, sarà la nona giornata di andata. Eccola qua la schermata degli incontri. Castrum Favara Locri 1909, Città di Sant'Agata Vibonese Calcio, Ragusa Calcio Sambiase, San Cataldese Siracusa Calcio, Scafatese FC FC Pompei, Città di Esciriale Akragas, Enna Calcio Licata Calcio, Nuova Egea Virtus Nisse FC, Regina 1914 Paterno Calcio. Rechichi in vantaggio, Rechichi. No, rigore. È rigore per il Ragusa e susseguente ammonizione. Attenzione sulla palla. Bonilla. Sbaglia Bonilla dagli 11 metri. Pallone Meola. Parte Checco Meola, una buona palla in mezzo. Rechichi, ma viene anticipato da Musumeci, la palla in angolo. Calcio d'angolo per l'Akragas. Batte Grillo, la palla per Levè. Arriva Lofaso. Ancora per Grillo sulla sinistra. Grillo, punta l'avversario Grillo. La palla in mezzo. L'anticipo. La palla è lunga per Crisci. Crisci contro Rechichi. Lo punta e il tiro è alto di Crisci. E riparte l'azione del Ragusa con Crisci, più propositivo del Ragusa, il numero 11. La palla è per Memeo sulla sinistra, Musumeci allarga ancora. Ed è il gol del Ragusa con Bonilla. Palazzolo, sulla destra c'è Di Rienzo, una bella palla per Grillo che scappa via a Iotti. Fischia l'arbitro sulla palla Benassi a piccoli passi, invece no, parte Musumeci, la palla sulla barriera e calcio d'angolo. La battuta di Musumeci, chiama lo schema. Musumeci, la palla in mezzo. Brivido per l'Akragas. Lofaso. Erroraccio di Lofaso. Bonilla recupera palla. Allarga per Crisci in area di rigore. Crisci contro Rechichi. Crisci lo punta. È buona l'opposizione di Rechichi. In mezzo per Grillo, attenzione il buco. Grillo!
Destro, la palla è alta. Solo 2 componenti in barriera. Blocco in area. 6 uomini dell'Akragas. La battuta di Meola. È bella la palla, ma viene allontanata da Iotti. Ancora Sinatra sulla palla, la rimette in mezzo. Prova la rovesciata. E la prende Grasso. Parisi. Cross insidioso. Prima palla di Santapaola. Il gol del Ragusa con Musumeci. Levè si appoggia su Di Stefano. Ancora Grillo a supporto. Grillo. È un bel cross quello di Grillo. Ed è una spinta netta quella che c'è in area, ma si continua a giocare. Violante sulla palla, sulla destra. Violante. È bello il cross di Violante. Gran tiro di Di Rienzo che sfiora il gol, ma la palla va alta. Ma riparte il Ragusa con Garufi. Garufi, si lancia Garufi. La palla d'esterno per Bonilla che entra in area. Bonilla. Gran parata di Dragan che salva il risultato. Ed è il rigore per l'Akragas. Atterrato Levè in piena area di rigore da Benassi. Ha segnato l'Akragas. Bel gioco di Da Silva. Santapaola non vede l'uomo. Santapaola. Errore di Santapaola. Probabilmente c'era un fallo. Bonilla. Serve il laterale. Brivido per l'Akragas. All'interno del campo. Bella palla esterno. La recupera Meola. Meola per Violante. Violante punta l'uomo volante. Sposta la palla Violante. L'arbitro mette il fischietto in bocca e finisce qui. Akragas Ragusa con il risultato di 2-2 all'Esseneto. Sfida di cartello, quella che va in scena al Generale Gaeta di Enna. I padroni di casa ospitano la Regina nel turno infrasettimanale Valeole per l'8ª giornata del campionato di Serie D. Gialloverdi, reduci da 2 risultati consecutivi positivi, vogliono dare allora continuità al primo percorso. Diversa la prospettiva degli Amaranto che dopo l'1-0 su Licata non possono permettersi ulteriori passi falsi per la rincorsa alla vetta. Passiamo allora alle formazioni. Padroni di casa: Simeoli, Demoleon, Moreso, Cicirello, Luscia, Barire, Timmoneri, Sena, Calombola, Rotella, Mbaye. Risponde la Regina con Lazzara, Decio, Salandria, Ciam, Urso, Ragusa, Bonacchi, Forciniti, Curiale, Girasole e Nerelù. Arbitra la partita il signor Francesco Saffioti, sezione di Como. Gli assistenti sono Marco Tonti di Brescia e Riccardo Bonicelli, sezione di Bergamo. Tutto pronto allora con il film del primo tempo. Prima chance offensiva, bisogna attendere 10 minuti, poi Ciam a sinistra prova a prendere le vie centrali, mette il pallone in orizzontale, lo stop e la conclusione di Forcinini. Il pallone però viene messo in calcio d'angolo da Simeoli, bravo in questo caso l'estremo difensore giallo-verde. Minuto 19, Ragusa a sinistra 1 contro 1, se la porta sul vertice, poi prova il destro a giro, brivido per la porta dell'Enna. Un passo al gol il numero 11 ex Messina, 24esimo, inserimento in area di rigore di René Lu che viene visto da Salandria, stop ancora Simeoli, poi c'è Ragusa che cerca il destro, pallone contenuto dal portiere dell'Enna. Minuto 27, si fa vedere pure la formazione di Mister Pagana. A sinistra la combinazione va a liberare Barrile, pallone all'indietro, non c'è Cicirello, c'è Rotella che arriva a colpo sicuro ma sballa la mira, palla alta oltre la traversa al minuto 32, calcio di punizione, colpo di testa di Davis Curiale che non sbaglia e fa 0-1 il primo gol in maglia regina di Curiale, quello che vale il vantaggio Amaranto al Generale Gaeta di Enna. Rivediamo la torsione da bomber navigato di Curiale, 35esimo, è Ragusa che riceve a sinistra, da uno sguardo in mezzo, 1 contro 1, salta l'avversario, la mette adesso e c'è Renelu che va al volo e colpisce per il gol del 2-0. 3 minuti di fuoco per la Regina. L'Enna adesso è sotto di 2 reti e finisce così anche il primo tempo. Fin qui la Regina si fa preferire grazie alle reti al 32esimo di Curiale e al 35esimo di Renelu, pronti a raccontarvi allora del film della ripresa. Succede poco nella prima
prima parte, qualche cambio, poi il colpo di testa da parte di Girasole che impegna Simeoli dal corner che ne segue, siamo al 68esimo, una prima deviazione e poi il tiro al volo da parte di Cham che vale il gol dello 0-3 Regina che di fatto chiude la partita. Al Generale Gaeta all'80esimo entrerà Nardella per Cicirello, poi al 90esimo questo episodio, Simeoli in uscita, a terra Andoie per il direttore di gara, questo intervento vale un calcio di rigore dal dischetto, va Barranco che fa 0-4 e trova la terza rete stagionale dopo la doppietta contro il Città di Sant'Agata. Termina al Generale Gaeta di Enna e sconfitta per la formazione di Mister Pagana e vittoria fondamentale invece per la Regina di Rosario Pergolizzi che si ributta nella corsa alla vetta, adesso distante appena 2 punti. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Trasformare la delusione in energia. Il turno infrasettimanale capita forse nel momento migliore, dopo lo stop di San Cataldo che grida vendetta. 3 giorni per meditare su cosa non ha funzionato e riprendere immediatamente il cammino intrapreso a Caltanissetta. L'avversario di quelli temibili, ma adesso l'unica ricetta possibile è guardare a se stessi e tirare fuori tutto ciò che si ha dentro. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Erbaggio e ben trovati allo stadio comunale di Santa Maria la Carità. Questa è l'8ª giornata del girone I di Serie D. L'arbitro consulta i suoi assistenti, l'ultimo check prima di dare il via alle ostilità. È cominciata Pompei Locri e poi serve molto bene Aurino che ha un po' di spazio per avanzare. Aurino se la allunga, Aurino guarda a sinistra dove c'è De Luca, si butta dentro anche Tomolillo, De Luca va all'1 contro 1, De Luca va sul fondo, De Luca il cross sul secondo palo per Di Piazza. La spizzata di un difensore, ancora Di Piazza contro, cross, una deviazione e poi Vitale a cucire la trama di gioco con Trost e poi dà indicazioni ai suoi compagni. Si buttano dentro le mezze ali perché Aurino riceve il pallone, a destra c'è Della Pietra che potrebbe andare alla traversone, si coordina, parte il cross, Vitale di testa, pallone che resta lì, Di Piazza e sfera che termina dall'altro lato, c'è Della Pietra che chiede il pallone, Rizzo invece la gira dall'altra parte non trovando né Vitale né De Luca. Qui Vitale strappa un gran pallone, allora attenzione perché De Luca ha un po' di spazio, c'è anche Vitale lì vicino, De Luca, traversone, dentro troppo alto, un'azione rugbistica, batte immediatamente De Luca per Della Pietra, attenzione perché è scopertissimo e Locri, Tomolillo sbaglia. Poi c'è del pallone a Tomolillo, Vitale con una gran finta si libera e serve De Luca che può andare all'1 contro 1, poi raddoppiato. Ragiona De Luca, il tocco per Vitale fra 3 avversari, attenzione a De Luca che va giù, non c'è niente, si continua a giocare, che sta per partire dopo il fischio dell'arbitro, cercato il palo del portiere, c'è anche Tomolillo lì vicino e infatti viene servito, Tomolillo all'indietro per Rizzo e poi Tomolillo che adesso può essere liberato per il traversone, effettuato la girata! Tomolillo intercetta il pallone e allora la transizione del Pompei con Di Piazza che viene servito, si buttano in due all'interno dell'area di rigore, Di Piazza dall'altra parte, gran pallone per Vitale che incrocia con il destro sul fondo. 45esimo che scade in questo momento e l'arbitro non dà extra time. Si parte in questo momento col Pompei subito proiettato in avanti, De Luca dentro per Della Pietra, allontana la Rosa, fischio dell'arbitro, parte con il destro. Difficile da lì far scendere il pallone. Attenzione alla Rosa che va sul fondo. Il cross basso. E qui clamorosa palla gol per il Locri. Si formano le coppie all'interno dell'area. Il cross basso. Pallone che sfila. Poi il palo incredibile ancora. E la sfera sul fondo. Attenzione De Luca trattenuto. Calcio di punizione. E calcio di punizione per il Pompei. Il fallo è sicuramente cominciato fuori area, bisogna capire. E allora può partire Rizzo con il destro direttamente in porta! Vola Donini! Occhio intanto a questa azione, palla avanti, palla dietro, Di Piazza messo giù. Attenzione perché è già ammonito Aquino. Aquino è già ammonito. Aquino è già ammonito e l'arbitro lo grazia. Prende la rincorsa per andare lungo in area di rigore. Attenzione a questo colpo di testa, col pallone sul fondo. Leveque, il tocco per Simonetta, attenzione a Simonetta, petta davanti a lui
Simonetta resiste anche alla carica di Vitale, ancora Leveque, pallone dentro e la conclusione alta ancora di Gualtieri. Vitale, vediamo se prova lui a scuotere i rossoblù, l'anticipo di La Rosa su 5 e poi Gualtieri molto attivo dal suo ingresso in campo, Pelle col sinistro, Rizzuto, il Locri però prova un ultimo attacco all'ultimo minuto, Gualtieri va sul fondo, Rizzuto con l'aiuto del palo in calcio d'angolo, Rizzuto in avanti e finisce 0-0 tra Pompei e Locri. Buon pomeriggio amici sportivi dal Dino Liotta di Licata e Sant'Agata che si schierano al centro del campo con in testa la terna, fischietto in bocca, inizia Licata Sant'Agata a destra proprio a Bova, prova il cross in mezzo, Manfredotti, la prima grande parata di Rossi, però tutto fermo per fuori gioco, pallone a Minacori, azione, Minacori il suo tiro, ribattuto e poi l'uscita di Choco Cam. Catalano, punizione a 2. Il tiro del numero 10 respinta coi pugni di Rossi. Manfredotti, sfera che arriva a Catalano, che arriva il gol. No! Arriva, scusate, ha sbagliato un gol fatto. Bonanno che è parecchio defilato, buono il gioco di gambe, poi il cross in mezzo, Giannone, il Licata è in vantaggio, Enrico Giannone, prima rete in campionato per il classe 2004, ma il tracciante, il cross, la carezza mancina di Bonanno direttamente sulla fronte del numero 27 del Licata, assist fantastico e gol di Giannone che di testa ha appoggiato alle spalle di un incolpevole Choco Cam. Minuto 28, cambia il risultato al Dino Liotta, pallone a rimorchio per Bova, siamo al limite dell'area, palla sul sinistro, Bova il tiro e Rossi si allunga sulla destra e dice di no. Catalano che rientra sul destro, va al cross, la spezza Manfredotti e la palla soffia, palla che si ferma lì. Attenzione, salvataggio sulla linea da parte di Marcellino, a Rossi battuto, altro cross, ancora Rossi su Brugaletta, arriva il cross di Catalano in mezzo, attenzione, palle nell'area, piccola Faccetti, il tiro, Rossi, Maimone lungo per Minacori, stavolta in posizione regolare, Minacori si invola in area, Minacori, Choco Cam, Saito, 2-0 del Licata, 2-0 del Licata, è finita, l'abbiamo messa in ghiaccio, in cassaforte, il codice, la combinazione, l'ha messa Leonardo Saito, minuto 94, 3 punti pesanti come il piombo, il Licata vince il match contro il Sant'Agata, manca da giocare solo un minuto, ma è solo accademia, Leonardo Saito, ma finisce qui. Game over al Dino Liotta e Licata riconquista nuovamente 3 punti, seconda vittoria in campionato, 2 sono anche gol del Licata con cui batte un generosissimo Sant'Agata, gol nel primo tempo al 28esimo di Giannone, nella ripresa la chiude al 94esimo Leonardo Saito. Nissa Sanghataldese regala tante emozioni e spettacolo nel turno infrasettimanale del mercoledì con un risultato pirotecnico. Al Tomaselli il derby tra i biancoscudati e i verdi Amaranto termina 3-3. Dopo 5 minuti la Sanghataldese si porta subito in vantaggio con Monte Aperto che infilza le zaie e fa calare il gelo al Tomaselli. La reazione della Nissa si fa subito sentire dopo 2 colpi di testa di Diaz parati da Dolenti e lo stesso attaccante a firmare il pareggio al 23esimo. Dopo 7 minuti i biancoscudati trovano il vantaggio con il rigore di Bollino. La Sanghataldese non si arrende, prima del riposo riagguanta il pareggio con un tiro al volo di Echgoyen. Nella ripresa ritmi più blandi e la Nissa ritorna in vantaggio con la doppietta di Diaz. Quando tutto sembrava finito, ecco che dal nulla la Sanghataldese trova il pareggio. Spallata di Neri è un giocatore verde Amaranto e l'arbitro assegna il rigore che dagli 11 metri Catania non fallisce. Finisce 3-3, un derby pirotecnico che ha regalato tante emozioni.
Un mese dopo il Paternò ritrova il sorriso e un gol che mancava da oltre 270 minuti. Un punto in 3 partite, i 2 capo con Scafatesi e Favara più il pari di Ragusa esortavano a una prestazione di totale riscatto nell'infrasettimanale con la nuova IG Virtus. Successo sofferto alla fine ma ampiamente meritato, il Paternò scala posizioni importanti di classifica, è sesto da stasera con 12 punti e lo fa con un attaccante in più, l'ex Brindisi Alessio Pinotti, ufficializzato 24 ore fa e spedito in campo dall'inizio dal tecnico Gaetano Catalano, privo di Retucci. Barcellonesi pericolosi in avvio con 2 palle aeree, prima Godoy da corner manda alto, poi attento Mileto nel fermare così di piedi. Prende quota il Paternò col passare dei minuti, Carmelo Greco per Asero che taglia in verticale il campo cercando e trovando Pinotti, diagonale alto e traversa sfiorata. Il capitano rossazzurro farà qualcosa di simile ma sul fronte opposto si grida al gol che adesso i padroni di casa stanno cercando con più insistenza, ma non è solo qui il bottino delle occasioni per il Paternò in questo primo tempo. Alla mezz'ora va vicinissimo all'1-0 altre 3 volte, prima l'impatto col pallone in ritardo di un lampo su questo straordinario assist di Asero per Guida e Sanseverino appostati sulla linea di porta, poi Viglianisi svincola questo destro e raso in mezzo al traffico su assist di Pinotti e Cannizzaro compie un mezzo miracolo tuffandosi vicino al palo destro. Insomma, molto rosso-azzurro al Falcone Borsellino, poco Egea che al 40° rischia sul serio di andare sotto e deve ringraziare il proprio portiere. Sanseverino, gran lancio per Guida che dal fondo mette in mezzo Pinotti, la tocca piano e Cannizzaro sfodera un intervento che manda tutti all'intervallo sulle reti bianche. 0-0 tra Paternò e Nuova IG Virtus, cambio campo, il Paternò spinge, Asero per Pinotti, dribbling su Godoy al limite, punizione che potrebbe starci e come, ma l'arbitro Bassetti di Lucca lascia proseguire tra lo stupore generale. Occhio al 12° Viglianisi per Asero che domina da un'ora la sinistra avanzata di casa, pallone incollato sul destro, accentramento, scarico su Sanseverino che coordina. Preciso il passaggio per Angelo Guida che controlla, si gira e manda in delirio squadra e pubblico. Grandissimo e immenso Guida, l'uomo gol di Pompei, San Cataldo e del 2-1 sul Locri. Rivede la via del gol, il quarto in stagione qui ed ora, quello decisivo per il terzo acuto dell'anno dei suoi. 1-0 e Igea alla reazione, Trombino a sorpresa da fuori, ottimo Mileto, secondo intervento da manuale con tanti applausi. Episodio contestato alla mezz'ora, Porcaro colpito alle spalle da Di Pieri su questo rilancio dalle retrovie, si grida al rosso diretto ma è solo giallo per il numero 9 ospite tra le proteste accese del Paternò, mentre la partita scorre via e lascerà spazio a 2 sussulti in un finale di partita molto combattuto e caratterizzato da questa girata aerea di Guida che si perde fuori su punizione di Sanseverino e da questo tiro nel lunghissimo recupero, oltre 7 i giri di lancette accordati dall'arbitro, conclusione che finisce di non molto sopra la traversa da parte di Isino, scagliata da 20 metri. Il Paternò resiste e vince 1-0, regala ai suoi tifosi la terza vittoria in campionato e da domani subito pronti a preparare la trasferta in riva allo Stretto. Domenica sarà stadio Granillo, la Regina attende i rossazzurri. Sì, gran gol, però che alla fine non è servito per portare i 3 punti a casa. Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata, ci sono alcuni miei ex compagni che giocano anche al San Biase, quindi sapevamo che è una squadra molto difficile da incontrare. Quindi nel nostro primo tempo penso che è stato un buon primo tempo, poi alla fine penso che ci sta il pareggio, che il primo tempo noi, secondo tempo il San Biase, quindi alla fine penso che il pareggio sia più che giusto. Dispiace, secondo me il primo tempo potevamo fare più di un gol, abbiamo avuto tantissime occasioni, soprattutto la prima mezz'ora, 35 minuti abbiamo avuto il palleggio, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, abbiamo avuto delle occasioni importanti anche sotto l'aspetto dell'aggressione in avanti, credo che abbiamo fatto un'ottima partita. Ma noi sapevamo che il San Biase è un'ottima squadra, ha elementi che io anche ho avuto, elementi che in questo campionato sono un lusso.
Credo che noi tenevamo questa partita perché sapevamo la forza e la qualità dell'allenatore, di come imposta la squadra, come la fa giocare. Avevamo visto anche tante partite con il Siracusa, ha battuto il Siracusa, ha fatto risultati importanti e per noi un po' di rammarico c'è, perché credo che avendo fatto un primo tempo assoluto in questo modo, pensavamo, noi tra il primo e il secondo tempo ci siamo detti che i primi 10 minuti erano importanti per rimettere in carreggiata la partita, di continuare in quel modo. Loro, devo dire che hanno un grandissimo attaccante, ha fatto un grande gol, è stato bravissimo. Poi sapevamo che il San Biase nelle mischie, nei falli laterali, nei calci d'angolo sono temibilissimi, però i ragazzi hanno fatto un'ottima partita anche sulla fase difensiva. Credo che la squadra deve essere brava a giocare, ma deve essere anche brava a sacrificarsi, a essere compatta nel momento di difficoltà, e loro sono stati bravi. Credo che è stata una bellissima partita e, come dicevi tu, credo che le due squadre alla fine il pareggio mi sembra anche giusto. Pronto riscatto del Siracusa che dimentica Locri, battendo 2-0 la Ciriale e con la contemporanea sconfitta della Scafatese a Vibo Valentia conquista la vetta solitaria della graduatoria. Turati non può disporre di grazia febbricitante, oltre agli infortunati Lumia ed Alma. Dall'inizio c'è allora Candiano sottopunta Maggio, con ai lati i due esterni Longo e Convitto. Confermati al centrocampo a Quadro e Palermo, sulla linea difensiva davanti al portiere Iovino ci sono i due centrali Sus e Baldan, con a destra Barbana e a sinistra Pistolesi. Dall'altra parte il tecnico acese Massimo Epifani preferisce lasciare in panchina i giocatori più rappresentativi in vista del match di domenica prossima in casa contro l'Akragas. Subito Siracusa, dopo 4 minuti, Longo per Convitto, il destro strozzato, si perde fuori, ma passa un solo minuto ed è Convitto ad involarsi a sinistra, a mettere in mezzo un cross al bacio per Maggio che di testa trafigge l'incolpevole Zizzania. Reagisce la Ciriale al 14° con l'azione personale di Capogna. L'ex Sant'Agata si destreggia bene, ma il suo sinistro si perde sull'esterno della rete. Un minuto dopo ci prova il greco Kapnidis con il suo sinistro che viene parato facilmente da Iovino. Ancora Convitto al 17°, esterno destro addosso al portiere Zizzania sull'assist pregevole no look di Mimmo Maggio. Al 20° Candiano da corner preferisce allargare per Longo, il destro dell'ex Igea Virtus viene però parato da Zizzania. Al 21° ancora Candiano per Baldan, è una sorta di rigore in movimento, ma il centrale difensivo retuseo calcia altissimo. Al 35° bella sforbiciata di Capogna a centro area con il suo sinistro che impegna a terra Iovino, bravo a respingere. Al 42° Longo dal vertice sinistro della difesa acese ottiene un fallo di mani nettissimo con calcio di rigore che viene poi trasformato da Maggio che manda Zizzania da una parte e il pallone, questa volta angolatissimo, dall'altra. La Ciriale prova al 45° con una super mischia nell'area di rigore siracusana. I tentativi più volte della formazione granata trovano sempre però Iovino pronto a rispondere fino alla conclusione finale del centravanti Kapnidis con la palla che finisce fuori. Nella ripresa il Siracusa amministra, Turati manda in campo Parisi per Pistolesi e Russotto per Convitto. Poche le occasioni da gol, come al 26° quando ci prova Longo con una bella discesa sulla destra, palla sulla linea di fondo per Maggio, ma l'azione di Maggio viene rintuzzata dal portiere Zizzania con il pallone che bacia il palo.
Al 30° è Russotto a provarci per Maggio, colpo di testa debole facilmente parato dal portiere Acese. Ultimi cambi vedono Sarao per Maggio, il ritorno di Zampa per Candiano e infine Limonelli per Palermo. Null'altro da segnalare se non la festa retusea per il primo posto in solitaria in classifica, domenica prossima trasferta a San Cataldo contro la San Cataldese. Buon pomeriggio dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia e buon calcio a tutti da Mimmo Famularo. È l'8ª giornata del campionato di Serie D. Parte Vibonese Scafatese di Sogue, lo scambio con Foggia, si distende la Scafatese, il filtrante per Palmieri e c'è subito l'intervento di Illy. Può ripartire la formazione rossoblù, lo fa con Pietro Terranova, a spazio Terranova converge in mezzo, poi serve Alagna, la conclusione e la rete, la Vibonese in vantaggio, ha segnato Fabio Alagna. 10° minuto di gioco qui allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Vibonese 1, Scafatese 0. Fontanelli sbaglia Chiarello, deve uscire Becchi con i pugni, di testa allontana Potenza, ma il possesso è ancora della Vibonese. Il break, quindi Aronica, la conclusione di sinistra, la mano sinistra di Becchi, palla in angolo sul destro di Aronica. Giunta, scambia con Terranova, va via Terranova in mezzo a 3 uomini, supera anche il terzo, quindi serve Simonelli, la conclusione. E c'è la parata di Becchi, conquista adesso palla di Paola, poi attenzione a Foggia in area di rigore, prova la conclusione e c'è Illy Pronti che si distende sulla sua sinistra e blocca. La conclusione di Potenza e c'è il pareggio della Scafatese al minuto numero 25. La Scafatese ha pareggiato il destro di Potenza. Partito il secondo tempo di Vibonese Scafatese, però ritorna sui suoi passi, ancora però Potenza, ancora la Scafatese in aria, la conclusione, la parata di Marano. Atteo che riesce a vincere questo contrasto, attenzione a Fabio Alagna che supera e c'è la conclusione di Simone Milazzo, ci arriva con la punta delle dita Gabriel Becchi, Alagna di testa ancora. Ancora Becchi. Fontanelli, adesso c'è spazio, c'è Vacca che chiede la sostituzione, Vacca Junior è stanchissimo, non ce la fa più, ma la Vibonese gioca con Milazzo che allarga il gioco nella zona di Terranova e c'è il 2-1 della Vibonese, ha segnato sempre lui, Pietro Terranova, contropiede micidiale della formazione rosso-blu. L'assist perfetto per Pietro Terranova, palla sul destro, palla sul sinistro, palla in rete. Fischia l'arbitro, Squillace, il cross in mezzo. Attenzione, c'è un calcio di rigore, la mano di un difensore Scafatese, la mano di Raffaele Vacca che viene ammonito e allora calcio di rigore. Terranova sul dischetto. Terranova, la conclusione, rete! Vibonese 3, Scafatese 1, ancora Terranova, doppietta personale e la Vibonese vola. Giunta nella zona di Alagna, Alagna, la conclusione viene ribattuta, il lancio lungo nella zona di campo dove c'è Berardi che deve duellare con Vacca, vince il contrasto, Berardi, può chiuderla, Berardi, ancora Becchi in angolo. La Scafatese prova quantomeno ad accorciare il risultato e a rendere meno amara questa sconfitta. Sarebbe la prima sconfitta. E così arriva il triplice fischio finale, impresa della Vibonese che batte la Scafatese 3-1. Da Luigi Razza di Vibo Valentia esce forte questa squadra, il segnale naviganti è preciso: vincere questo campionato.
Dopo il rullo dedicato alle immagini del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi nella seconda mezz'ora parliamo di promozione ma anche di prima categoria. Rimanete con noi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Rieccoci di nuovo insieme per parlare del campionato di promozione. Partiamo con il girone A. Si è giocata la sesta giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Bagheria Calcio batte 90-011 Bagheria 1-0. Regina Mundis batte Renzolo Piccolo 3-2. Borgetto Giardinello Fulgatore 2-2, Montelepre batte Aspra 2-1, Margheritese 2018 batte Valderice Calcio 2-1, Alcamo 1928 batte Mazzara 4-3 ed infine Sport Palermo Cus Palermo 1-1. Al primo posto nel girone A del campionato di promozione troviamo il Regina Mundi, da solo in vetta con 16 punti. 15 punti Bagheria Calcio, 12 punti Cus Palermo, con 10 Montelepre, 8 punti Sport Palermo, 7 punti per 90-011 Bagheria, Alcamo 1928 e Borgetto Giardinello, con 6 punti Aspra, Fulgatore, Renzolo Piccolo e Margheritese 2018. Chiudono la classifica il Valderice Calcio ed il Mazzara con 4 punti. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che la seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calcio. Certo, normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e fare solo un bel campionato. Come se stiamo prendendo gusto a tenere le partite in bilico, a parte gli scherzi, sì, abbiamo avuto tante occasioni che se le avessimo sfruttate sicuramente avremmo sofferto meno, però alla fine non posso che ringraziare questi ragazzi, è stata una settimana veramente pesante, veramente importante. Abbiamo iniziato a Montelepre, poi la trasferta in Coppa, il passaggio del turno, ora questa partita vinta. Sono veramente contento. Abbiamo fatto una buona prestazione dal mio punto di vista. È chiaro che se poi non fai gol quando hai le occasioni diventano tutte difficili, però devo essere sincero, devo fare i complimenti anche agli avversari, sono una buona squadra di categoria, infatti non a caso non avevano ancora perso in questo campionato, quindi siamo veramente contenti. Dai. Che siamo sulla strada giusta, oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocati alla grande, domenica abbiamo in Valderice, cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. E noi cercavamo un attaccante,
Scarpinato un uomo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante l'arco del campionato ci può dare una grande mano. In questo campionato tutte le partite sono difficili, io non guardo, noi dobbiamo guardare a noi stessi, Regina Mundi, ma poi in questo campionato non c'è solo il Regina Mundi, tante squadre sono di valore, c'è il Montelepre settimana scorsa mi ha impressionato, c'è l'Aspra, c'è lo Sport Palermo, ma ne potrei citare ancora altre, per cui l'unica cosa che noi dobbiamo guardare è il nostro cammino, non possiamo focalizzarci sugli altri, per cui continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Ripeto, era una settimana particolare, molto intensa, avevamo tanti ragazzi fuori, ma veramente siamo stati veramente bravi a portare l'intero bottino a casa in questi 6 giorni e chiaramente fa morale per il gruppo e si lavora sempre meglio quando si vince. La squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare. Ecco. Rientra Andrade dopo le 3 giornate di squalifica e insomma speriamo di recuperare ora via via tutti gli altri e continuare su questo cammino. E dopo aver parlato del girone A, voltiamo pagina perché parliamo adesso del girone B. Finisce in parità lo scontro al vertice tra Città di Mistretta e Messana 1966. Guardiamo i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Orlandina Calcio batte Atletico Messina 1-0, Monforte San Giorgio Sant'Alessio 6-1, Promende batte Sant'Angiolese 4-1, Città di Villafranca batte Aluntina 3-1, Città di Mistretta Messana 1966 1-1, Città di Galati batte Nuova Rinascita 2-1, Rinviata Valdinisi Calcio San Fratello Acquedolcese. 2 squadre in vetta nel girone B del campionato di promozione, eccola qua la classifica. Messana 1966 e Città di Villafranca con 16 punti, con 14 Città di Mistretta, 13 punti Orlandina, con 12 San Fratello Acquedolcese, 10 punti Promende Calcio, con 7 punti Monforte, 6 punti Sant'Angiolese, con 5 il Città di Galati, 4 punti per Valdinisi Calcio, Atletico Messina, Aluntina e Nuova Rinascita. Chiude la classifica il Sant'Alessio con 1 punto. San Fratello Acquedolcese e Valdinisi Calcio una partita in meno. Sesta giornata nel campionato di promozione per il girone B allo stadio Lentini di Mistretta. Va in scena lo scontro diretto per la vetta della classifica. La capolista Messana, reduce dall'impegno di Coppa contro il Monforte, punta a consolidare il primo posto dopo 5 vittorie consecutive. Alle sue spalle però insegue un Città di Mistretta in grande forma, solo 2 punti di ritardo. Padroni di casa reduci dal pirotecnico 3-2 ottenuto sul campo della Promende. Passiamo allora alla lettura delle formazioni. Padroni di casa: D'Amico, Belbruno, Diaz, Rinaldi, Scarito, Marguglio, Giordano, Dominguez, Salerno, Lipari, Ducurè, Messana, Ferrara, Fragapane, Tricamo, Gazzè, Giosuè Bonasera, Misidi, Gargiulo, Ferraù, Giuseppe Bonasera, Ventra e Cannavò. Arbitra la partita il signor Salvatore Accetta, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, medesima sezione per l'assistente 1 Cristian Pino, 10 reali invece. L'assistente 2 Angelo Gulisano. Tutto pronto allora per il film del primo tempo dallo stadio Salvatore Lentini di Mistretta. Dopo 6 minuti la Messana prova a spingere, buon avvio con un calcio d'angolo respinto, ancora doppia respinta della difesa in maglia rossa. Allora Misidi si coordina dal limite dell'area, impegna D'Amico che risponde presente, bella parata per l'estremo difensore che deve superarsi nuovamente al 26esimo perché Tricamo irrompe nell'area di rigore, mette all'indietro per Ventra. Eccolo qui il tocco decisivo del portiere che la va a mettere sul palo e alla fine in calcio d'angolo. Poco Mistretta per quanto riguarda il primo tempo, bisogna attendere il 40esimo per questa chance offensiva. Giordano la manda oltre la traversa di Ferrara, finisce così il primo tempo. Messana che meriterebbe il vantaggio, ma fin qui 0-0 a Lentini contro il Città di Mistretta e c'è anche la grana Ferraù al suo posto. Anthony Arena inizia la ripresa, 51esimo, questo lancio lunghissimo dalle retrovie, trova scoperta la retroguardia della Messana, c'è Salerno ma c'è anche l'uscita monumentale e provvidenziale di Riccardo Ferrara, 64esimo, era soltanto l'anticipo
all'antipasto. Qui Salerno l'appoggia per Ducuré che entra in area di rigore, piazza un gran colpo, quello col destro, che vale l'1-0 dei padroni di casa. Città di Mistretta adesso avanti, Barbera per Gazzè nella Messana. 73esimo, entrambi tecnici espulsi. 80esimo, il pallone in mezzo, c'è tanta confusione, una doppia deviazione. Alla fine il direttore di gara indica il dischetto, calcio di rigore. Questo presunto tocco con la mano di un difensore del Città di Mistretta viene punito con la massima punizione e arriva il gol di Antonio Cannavò. Canta anche a Mistretta il gallo e fa 1-1. Entra Ardiri per Ventra al 91esimo, però questo episodio arbitrale fa protestare molto i locali. Strattonata di Misiti che ferma la ripartenza da parte di Salerno. Le sbracciate del numero 7 vengono punite con un cartellino rosso, giallo invece per il difensore della Messana. Noi rivediamo tutto a replay e poi ci congediamo perché arriva il triplice fischio a Lentini, il big match della sesta giornata del girone B di promozione. Non fa né vinti né vincitori, è 1-1 tra Città di Mistretta e Messana. Siete ancora con penalty, parliamo del campionato di promozione, adesso è la volta del girone C. Nicosia che ha approfittato del turno di riposo del Camarat, ma guardiamo i risultati delle partite di domenica. RSC Riposto batte San Pietro Calcio 5-0, Rinviata Santa Domenica Vittoria Giarre Calcio, Belpasso 2014 batte Serra di Falco 2-0, Aragona Calcio batte Villarosa San Sebastiano 3-0, Nicosia batte Santa Venerina 4-1. Gemini Calcio batte Casteltermini 1-0. Ha riposato il Camarat 1972. Guardiamo adesso la classifica dove troviamo in vetta Nicosia e Camarat 1972, al primo posto con 12 punti, 10 punti per Aragona e Giarre Calcio, 8 punti per RSC Riposto, Santa Domenica Vittoria, Santa Venerina e Gemini Calcio, 7 punti Belpasso 2014, con 6 punti Villarosa San Sebastiano, 3 punti per Casteltermini e Serra di Falco. Chiude la classifica il San Pietro con 0 punti. Giarre Calcio e Santa Domenica Vittoria una partita in meno. Dopo un passaggio del turno in Coppa al Cardiopalma e calci di rigore contro la Valdinisi, torna al Francesco Russo di Viagrande la Russo Sebastiano Calcio. Primo acuto del match e dei padroni di casa che manovrano a memoria tra le linee. Manuli illumina quindi per Bonaccorsi, sterzata a rientrare, poi piattone centrale ribattuto dall'altra parte. Prova allora a costruire anche il San Pietro, qui cross da sinistra, s'addormenta un po' dall'altra parte Patanè sull'inserimento di Camara che colpisce a botta sicura. Solita parata top class di Spider Calabretta che stoppa. Al 13esimo Manuli, cambio lato visionario per Gallo, tutto solo a destra, imbucata centrale per Musara che aggancia tra le linee, sterzata sul piede forte, poi col mancino fotografa l'angolino basso, la sbloccata la RSC con una magia del Principito che fa 1-0. Non passano nemmeno 3 giri di lancette, ma Raffino scodella sul secondo palo per Manuli che la mette in mezzo di prima per Bonaccorsi, stop a seguire, poi girata folgorante col destro ad incrociare e atterrato ufficialmente Lorenzo Bonaccorsi che non si ferma più. 2-0. Finisce così la prima frazione, avanti di 2 al riposo la RSC. Nella ripresa in apertura serve però ancora l'intervento di Calabretta coi piedi qui ad evitare pericoli. Al quarto d'ora pressing furente dei padroni di casa con Musarra, trattiene la sfera, rogazione che regala la punizione. Bonaccorsi con scaltrezza batte veloce per Maraffino che scarta il portiere, poi col sinistro deposita in rete e cala il tris. 3-0 RSC. Poco dopo ricambia il favore Marraffino, gran palla nello spazio per Bonaccorsi, uno sguardo al portiere, poi scucchiaiata d'alta scuola che si insacca in porta. 4-0.
Ma non è ancora finita la gara di Bonaccorsi, che qui raccoglie la corta respinta sul cross di Manoli da sinistra. Gioco facile, a porta vuota a fare centro, tripletta del Pirata, 5 reti in 3 giorni e 5-0. Triplice fischio al Francesco Russo di Viagrande, vince e convince la RSC, che sale a quota 8 e tornerà in campo settimana prossima contro l'Aragona. Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Continua la marcia vincente del Niscemi FC. Guardiamo i risultati delle partite di domenica. Atletico Megara batte Aci Bonaccorsi Calcio 1-0. Pro Ragusa batte Gimini Cascordia 2-1. Priolo Gargallo Aci Galatea sospesa a 15 minuti dalla fine sul risultato di 1-0 a favore del Priolo Gargallo. Vigorgela batte Santa Croce 2-0. Frigentini batte Aci Catena Calcio 1973 3-2. Niscemi FC batte Scicli 4-1 ed infine Noto Calcio batte Città di Canicattini 1-0. Vince il Niscemi FC, solitario in vetta con 18 punti, ma vince anche il Pro Ragusa in attesa dello scontro diretto. Ma guardiamo la classifica. Niscemi FC 18 punti, 16 punti il Pro Ragusa, con 13 Atletico Megara 1908, 12 punti Vigorgela, 11 punti Noto Calcio, con 10 Priolo Gargallo e Santa Croce, 5 punti Aci Bonaccorsi e Frigentini, 4 punti Aci Catena Calcio 1973, Gimini Cascordia e Città di Canicattini, 3 punti lo Scicli ed infine chiude la classifica Aci e Galatea con 1 punto. L'Aci Bonaccorsi incappa nella seconda sconfitta consecutiva e non riesce a sfatare il tabù di vittorie interne dopo la parentesi iniziale di Coppa. Vince su rigore l'Atletico Megara, che avanza in classifica, mentre gli atenei padroni di casa, in cui si registra l'esordio tra i pali dell'esperto Alessio Tabascio, dopo aver visto sfumare a Gela in pieno recupero un punto che sarebbe stato d'oro, rimangono fermi a quota 5 in classifica e iniziano a guardare possibili spinte di avversarie dalle retrovie. È chiaro, nulla di preoccupante, ma serve un cambio di rotta immediato per fare certamente di più rispetto a quanto visto questo pomeriggio al Comunale. Match subito in salita per la squadra di D'Antone. Al sesto Kingsley entra così su Daniele Scapellato. Il difensore di casa, nel tentativo di cercare il pallone, finisce col prendere l'avversario. L'arbitro Lisinicchia di Agrigento indica gli 11 metri e Rossitto manda avanti i neroverdi di Augusta. Poi molti dubbi su un offside segnalato dall'assistente 1 Gringeri di Messina, che ferma Marino ispirato dalla spina. A seguire Tabascio va per le vie brevi, il lancio è lunghissimo, supera la metà campo, palla di Venuto che carica il destro, ma il risultato è sin troppo prevedibile. In una seconda circostanza quasi analoga, l'11 locale diventa assist man e con caparbietà affetta i megaresi, saltandoli in gran numero sino a portare sul destro di Marino una gran palla gol, tiro di prima intenzione. Agliano compie 2 miracoli, il tutto a metà tempo, perché ferma 2 volte il centravanti anche sul proseguo dell'azione a firma di Costantino. Rammarico Aci Bonaccorsi, dall'altro lato Break Megara in un primo tempo di chiara marca locale, cross di Scapellato e Scorciapino sulla linea salva anticipando l'autore del gol. Ricomincia l'Aci, la spina, punizione a giro, Agliano respinge in volo Romano e Scorciapino senza cattiveria. La ripresa prosegue sulla scia del parziale precedente di Venuto, ottima palla per la spina che apre il corridoio su Romano, bruciato sullo scatto Pollara, pallone impattato ancora Agliano, stavolta in uscita evita il KO e salva il Megara dal possibile pari. Poi qualche protesta, altro offside sul banco degli imputati, c'è la chiamata stavolta dell'assistente 2 Occhi Pinti di Enna, che blocca questa giocata di slancio Marino divenuto, forse tenuto in gioco da Carpinteri. Il tutto quando cade il quarto d'ora. Si vede anche il Megara che rischia di archiviare la pratica al 20°, Rossitto al tiro in diagonale, prima parata di Tabascio con la nuova paglia. Solo calcio d'angolo per gli ospiti, buona occasione anche per Scapellato che colpisce da calcio d'angolo, pallone alto. I cambi adesso dentro Cannavò per Marino, più avanti dentro Conti al posto di Romano,
Siamo a metà ripresa. Alla mezz'ora invece Cucuzza per Costantino. Da un calcio d'angolo di La Spina fa un tentativo anche Capitan Mirabella, mentre una muraglia nero-verde non lascia respirare e dare soluzioni lì davanti. In mezzo c'è anche un tacco di Cucuzza a cercare qualche soluzione utile in zona gol, ma niente di fatto. Ospiti alla risposta e vicini al centro dello 0-2 con alcuni dei subentrati, tra cui Fabrizio Scapellato. Il risultato si mantiene in bilico. L'Aci Bonaccorsi così ci spera, ed ecco la terza palla gol per pareggiarla. Cross di Divenuto, Conti prolunga a centro area per Kingsley che col sinistro telefona ad Aglianò. Tante grazie per il passaggio al numero 1 Megarese e addio 1-1 per l'Aci Bonaccorsi. In quel che resta da giocare spazio Randis, altra punta al posto di Mirabella, difensore. È la mossa da tutto per tutto, ma non succederà però nulla di positivo. Da qui alla fine l'Aci Bonaccorsi va ancora KO per la terza volta quest'anno e sempre di misura. Domenica trasferta a Canicattini per la 7ª giornata del campionato di promozione, girone D. Dopo lo spazio dedicato al campionato di promozione, in chiusura di questa puntata speciale del giovedì di penalty, guardiamo subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini del campionato di prima categoria. Testa coda di classifica nella quarta giornata del girone D di prima categoria. Sul sintetico del Pietro Cangemi si affrontano Torregrotta e Real Gescal. Reduci dal 2-2 contro la Nuova Pelore, i padroni di casa inseguono la coppia di testa formata da Riviera Nord e Città di Santa Teresa, ospiti che occupano l'ultimo posto della graduatoria. Immediato vantaggio dopo un giro di lancette con Giordano che pennella sulla testa di Pergolizzi, sbuca alle spalle di un avversario e porta in vantaggio i ragazzi mister Giannicola Giunta. All'8º, azione che parte da Arena. Serve un compagno sulla destra, assistenza per Abate che penetra in area di rigore, scavalca il portiere, gonfierebbe anche la rete Rotella, ma è stata assegnata la massima punizione, prontamente trasformata da Giovanni Giordano. 2-0 il Torregrotta. Real Gescal che rientra in partita però con questo euro, gol di Angelo Caffarella. Torresi che tornano a macinare gioco dopo la mezz'ora, doppio passaggio filtrante per Rotella, il destro incrociato non inquadra il bersaglio grosso. 3 minuti più tardi cross dalla sinistra per Cocuzza, questa volta è lui a divorarsi il possibile 2-2. Ultima emozione della prima frazione di gioco con questo cross dalla destra per Golizzi, ci prova il salvataggio provvidenziale sulla linea di porta. Va così in archivio la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Giuseppe Boncordo alla ripresa. 3 minuti da rientro in campo e le formazioni, azione da corner, prova Caffarella dal limite, mancino però alto dentro Trimbolo. Intanto il luogo di Abate al 57esimo però è Brancati a pescare dal cilindro il 2-2 Real Gescal. Nemmeno il tempo di portare il pallone in zona mediana che il Torregrotta
Grotta si riporta avanti con Giovanni Arena che risolve una mischia. 3-2, gara dalle 1000 emozioni al Pietro Cangemi. 69esimo, palla lunga a servire la corsa di Aloe che sfrutta la deviazione di un difensore, potrebbe andare in porta, preferisce aspettare Trimboli. 4-2 per la compagine mister Giannicola Giunta che probabilmente la chiude a 20 al termine. Avvicendamento tra i pali con la rosa che rileva Foti, dentro anche Arizzi, luogo di Durante. Nel finale scampoli di gara per Consolo Coniglio, il luogo di Siracusa. Ospiti provano a riaccendere una flebile speranza nel finale con Cafarella che si fa spazio, prova il destro a giro in qualche modo. La rosa fa il suo, il pallone, non c'è più tempo al Pietro Cangemi, il Torre Grotta si impone sul Real Gescal per 4-2. Un saluto amici appassionati, un saluto alla prossima. Poco spazio questa settimana al campionato di prima categoria, in quanto nella prima parte abbiamo parlato abbondantemente del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Noi ci fermiamo qui, ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a tra 7 giorni.